recuperato nel primo pomeriggio di oggi nel lago di Santa Croce il corpo di Walter Locatello, il vigile del fuoco disperso da giovedì, il cordoglio del comando provinciale e della regione. Un cadavere affiorato questa mattina dalle acque del Lido. Si tratta di un 65enne residente a Venezia, giallo sulle cause della morte, si attende ora l'autopsia. Doppio dramma sulle strade del Veneto, paura a Ponte di Brenta per un 13enne investito da un'auto appena sceso dal bus. A Crocetta del Montello gravissimo, un ciclista urtato da una 500 in sorpasso. Continuano a sperare e gioire i multati di Cadoneghe. Oggi il giudice di pace ha cancellato altre 14 multe elevate attraverso il contestato Autovelox. Scoppia la polemica per le parole del sindaco di Noventa Padovana Bano alla cerimonia del 4 novembre. Soldati veneti con le giubbe austriache, ha detto. L'associazione dei patrioti lascia la cerimonia. Il freddo si fa attendere, asse tra regioni e commercianti per far slittare a fine gennaio la data dei saldi invernali, l'annuncio dell'assessore regionale Roberto Marcato. L'incredibile spettacolo dell'aurora boreale apparsa ieri sulle montagne del Veneto, dalle Dolomiti al Monte Grappa, la corsa per vedere il cielo colorato di rosa, viola e rosso. TG del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo dalla politica con il sondaggio di Ring di questa sera. Il tema è quello del premierato. La domanda a cui vi chiediamo di rispondere attraverso una telefonata è questa: serve un referendum per decidere l'elezione diretta del premier? Sapete che avete i due contatti che vedete in sovraimpressione. Con il sì dovete comporre lo 0422 16 26 691, per il no quindi non serve un referendum, lo 0422 16 26 690. Ricordiamo che la chiamata è sempre gratuita. La notizia di apertura del nostro notiziario, che è stato recuperato il corpo di Walter Locatello. Ce ne occuperemo tra pochissimo, ma andiamo a Venezia perché è stato ripescato un cadavere questa mattina nelle acque del Lido. Si tratta di un 65enne residente a Venezia, era appassionato di mare e di pesca. Vediamo com'è andata. Recuperato nelle acque del Lido il corpo privo di vita di un residente di 65 anni di Venezia. Si chiamava Enrico Bertazzo, appassionato di mare e di pesca. L'allarme lanciato dagli agenti della questura hanno avvistato la salma del 65enne durante il normale giro di pattugliamento in barca in mare. Il fatto verso le 9 di stamani, quando gli agenti hanno chiesto l'intervento anche della squadra dei sommozzatori dei vigili del fuoco, chiamando il 115. La salma è recuperata nelle vicinanze delle bocche di porto di Malomocco in una parte di acqua stagnante e ora a disposizione dell'autorità giudiziaria della Procura di Venezia. Si indaga a tutto tondo per capire quali le cause della morte del 65enne veneziano, ovvero se abbia perso la vita per una caduta accidentale o cos'altro. Si presume infatti che l'ultima volta, prima di far perdere le proprie tracce, fosse uscito da casa proprio per andare a pescare. Sul suo corpo tuttavia non ci sarebbero segni di violenza. Ora si attende l'esito dell'autopsia. Poi c'è stato un grave incidente intorno alle 12, siamo in via Erizzo, nella Marca Trevigiana, Crocetta del Montello. Un ciclista di 74 anni in sella ad una bici elettrica per causa in corso di accertamento è entrato in collisione con una Fiat 500 condotta da una donna di 70 anni. L'uomo stava percorrendo la strada nella stessa direzione dell'automobilista quando potrebbe essere stato colpito dallo specchietto della vettura in sorpasso. Subito dopo l'urto la donna si è fermata per prestare i primi soccorsi. Il ciclista è stato elitrasportato in ospedale a Treviso. I veicoli che vedete sono stati posti sotto sequestro. Procedono i carabinieri. In un altro grave incidente avvenuto questa mattina alle 6:50, Ponte di Brenta in via San Marco, siamo nel Padovano. Un 13enne cinese, dopo essere sceso dall'autobus, ha attraversato la strada sulle strisce ed è stato investito da un'automobile guidata da una 60enne padovana. Il ragazzo soccorso è stato trasferito in ospedale in media gravità con prognosi riservata. Anche la conducente è ricorsa alle cure del pronto soccorso per malessere provocato dallo shock dell'incidente. Secondo alcuni testimoni pare che il pedone stesse attraversando la strada correndo. Restiamo nel Padovano, ma siamo nel comune di Cadoneghe. L'autovelox della discordia e continuano dunque a sperare e gioire i multati. Sono state cancellate dal giudice di pace altre 14 multe. È stata fatta giustizia.
La gioia nella voce di Antonella Bordin, medico di base di Tre Baseleghe, che quest'estate è stata multata più volte dal famigerato Velox di Cadoneghe lungo la vecchia statale del Santo. Oggi il giudice di pace di Padova ha accolto il suo ricorso e le ha cancellato 3 multe, con lei altri 2 automobilisti per un totale di 14 multe cancellate, che si somma a quelle dei giorni scorsi, 22 in tutto a fronte delle oltre 60.000 emesse dal Velox. Il giudice ha disposto che il comune di Cadoneghe risarcisca alla dottoressa le spese processuali. L'aspetto del ricorso e anche l'eventuale risarcimento da parte del comune delle spese processuali mi interessano relativamente. L'importante era che le cose fossero state definite come ingiuste da parte, cioè comunque non corrette da parte del comune di Cadoneghe. La dottoressa quest'estate per protesta aveva anche strappato la sua tessera della Lega. Queste le motivazioni portate dall'avvocato che sta seguendo molti multati. È stato addotto che non era stata adeguatamente segnalata la presenza degli autovelox, soprattutto la cartellonistica. E quindi sì, questo aspetto è stato prevalente rispetto agli altri. Altre 8 udienze sono previste già dal prossimo 10 novembre fino a marzo del 2024. La speranza dunque per i multati continua. Poi della statale del Santo, definire urbana la parte dove c'è il muson sprovvista di marciapiedi e appunto di banchine, non poteva essere definita strada statale, urbana, quindi c'erano parecchie infrazioni che l'avvocato ha portato a conoscenza del giudice di pace, che sono state accolte. Restiamo nel Padovano, è scoppiata la polemica tra maggioranza e opposizione per le parole del sindaco Marcello Bano, pronunciate durante il discorso del 4 novembre in cui parla di soldati veneti con le giubbe austriache. Ripercorriamo quello che è accaduto. Il sogno risorgimentale italiano è che noi eravamo dall'altra parte, noi eravamo vestiti con le divise austriache, noi veneti. Attenzione! Noi eravamo dall'altra parte. Dobbiamo... Sono problemi? Le parole pronunciate dal sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, durante il discorso ufficiale per il 4 novembre hanno provocato la reazione del gruppo Uniti per la Memoria, un'associazione storica che rievoca la Prima Guerra Mondiale anche nelle uniformi. Il caso poi è diventato politico, con l'opposizione in Consiglio Comunale che attacca il sindaco per le sue parole. Siamo d'accordo che le guerre producono solo morti ed quindi quel passaggio era anche condivisibile, ma poi lui ha detto che non c'era nulla da festeggiare perché questi eventi di fine risorgimento, lui ha molto puntato su questo, vedevano i veneti vestiti con come dire, le giubbe degli austriaci, che da un punto di vista storico è una cosa quasi inascoltabile. Probabilmente lui ha scambiato i moti del 1866 che hanno portato all'unificazione d'Italia, che vedevano il Veneto con l'Austria, con invece la Prima Guerra Mondiale del 15-18. Il sindaco Bano risponde così, ribadendo che il suo voleva essere un discorso basato sulla condanna di qualsiasi guerra a sostegno solo della pace. Il riferimento era al risorgimento, non certo alla Prima Guerra mondiale, e quando prima del 1866 il Veneto era sotto dominio austriaco e quindi noi eravamo obbligati a vestire le giubbe austriache, punto. Per quanto riguarda invece la guerra, noi siamo assolutamente contro tutti i tipi di guerra, contro qualsiasi motivazione della guerra, senza mitizzare la guerra. Non vedo cosa ci sia da festeggiare, visto che ci sono stati 650.000 morti. Tra l'altro, io riprendo le parole di Benedetto XV in quel momento là, che è stata una tragedia inutile. L'opposizione auspica le dimissioni del sindaco e chiede che quest'ultimo spieghi le sue dichiarazioni fatte nel giorno della festa dell'Unità d'Italia alla maggioranza che lo sostiene. Gli altri componenti di maggioranza, Fratelli d'Italia, il vice sindaco, i componenti di Forza Italia, cosa pensano di un sindaco che dovrebbe avere un atteggiamento istituzionale, rappresentare tutti gli italiani, tutti gli eletti della propria cittadina di Noventa Padovana, e in particolare nel momento in cui si festeggia l'unità nazionale, perché è la festa delle forze armate e dell'unità nazionale.
io non vorrei neanche rispondere, ma siamo assolutamente uniti, assolutamente allineati e quindi non mi risulta che ci sia nessun tipo di problema. Però il caso è diventato politico, sentite le reazioni di Lega e Fratelli d'Italia. Il caso Noventa Padovana, con le parole di Marcello Bano durante la cerimonia per il 4 novembre, esce dai confini comunali e si inserisce nei rapporti tra gli alleati di governo, Lega e Fratelli d'Italia. In difesa di Bano si è schierato il leghista Roberto Marcato. Credo che un sindaco abbia tutto il diritto, visto che rappresenta i cittadini e rappresenta tutti i cittadini, abbia il sacrosanto diritto di dire la propria idea. Quindi su questo non ci trovo nulla di strano. Dopodiché credo che una riflessione sul valore che possono avere commemorazioni riguardanti guerre in questo momento sia del tutto legittima. Io trovo assolutamente anacronistico e disumano ancora oggi pensare che la guerra possa essere un elemento di riduzione dei conflitti o addirittura di soluzione dei conflitti. Non c'è nulla da festeggiare perché è una data che ricade dopo 650.000 morti italiani, ha detto Bano nel suo discorso, ricordando poi la terza guerra d'indipendenza del 1866 e la fine del periodo risorgimentale in cui i veneti combattevano con le giubbe austriache. Le parole sono piaciute meno a Fratelli d'Italia, che governa Noventa Padovana insieme alla Lega, dato che il vice sindaco Nicola Canistraci è proprio di Fratelli d'Italia. Sulla vicenda è intervenuto il coordinatore regionale Luca De Carlo. Il sindaco, quando si sbellica in elucubrazioni sul 4 novembre su posizioni che sono assolutamente non condivisibili dal nostro partito e che stigmatizziamo per assoluta, diciamo così, visione limitata di un contesto importante per noi, per Fratelli d'Italia, per questa nazione. Il 4 novembre è il giorno dell'unità nazionale e quindi un grazie a tutti quei migliaia di italiani che hanno combattuto e anche a tutti quelli che hanno perso la vita per regalarci questa nazione, l'Italia, la più bella del mondo, e quindi non credo che possa essere un'uscita poco felice del sindaco Bano, che tra l'altro è un po' un provocatore, insomma è l'anima un po' più agit-prop della Lega, a turbare quello che è invece un pensiero, una coscienza nazionale che ha fatto fatica a crescere ma che oggi è patrimonio di tutti, indipendentemente dai colori politici. Asse tra regione e mondo del commercio per spostare a fine gennaio la data dei saldi. L'annuncio oggi in diretta ad Antena 3 proprio dall'assessore regionale Roberto Marcato. Noi oggi abbiamo portato una posizione in regione che è quella del posticipo dei saldi, o meglio, se vogliamo dire, il ricollocamento dei saldi in un periodo che va verso la fine stagione. Ricollocare l'inizio dei saldi al vero termine della stagione, il 27 gennaio, anche in considerazione dei cambiamenti climatici. È uno dei temi dell'Assemblea di Federmoda di questa mattina, e mentre la Presidente Maria Beatrice Paludetti, oggi riconfermata, espone la relazione di fine mandato, è l'assessore regionale Roberto Marcato in diretta su Antena 3 a confermare l'impegno della Regione. Su questo tema oggi in conferenza Stato-Regioni, chiedendo appunto che ci sia da una parte il rispetto della volontà dei nostri commercianti nel rinviare a fine gennaio, alla prima settimana di febbraio, i saldi, e che questa decisione sia quanto più omogenea possibile. Riportare i giovani nei negozi, altro tema caro ai commercianti, che segnalano la contrazione dei consumi, uno stile sempre più casual che ha soffocato il mercato della moda formale e elegante. Treviso perde dunque la clientela più giovane, sempre più attratta dai negozi online, dove le piattaforme più comuni dichiarano dai 10 ai 500 miliardi di dollari di fatturato ogni anno. Portare i giovani nei negozi, quindi incontrarli, rivolgere a loro soprattutto l'attenzione e offrire loro i prodotti che sono nelle loro aspettative di stile, di prezzo. Negozi alla prova anche del cambiamento generazionale. L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, presente questa mattina, parla di numeri importanti. Potrebbe essere a rischio un'impresa su 2. Si punta alla formazione ma anche alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro. I negozi sono spesso al femminile,
hanno esigenze temporali diverse, devono fare i conti anche con le grandi catene che fanno quasi H24, e quello è un modello che non può essere coniugato con il nostro, e quindi riuscire anche a organizzare modelli di vita diversi può essere un'occasione per dire ai giovani: guardate che questo fa per voi. La notizia di apertura, siamo in grado ora di farvi vedere il servizio. È stato localizzato e recuperato nel primo pomeriggio di oggi nel lago di Santa Croce il corpo di Walter Locatello, il vigile del fuoco disperso da giovedì, il cordoglio del comando provinciale di tutta la comunità della regione. Purtroppo è arrivata la notizia, abbiamo finalmente trovato il corpo di Walter. E niente, insomma, si concludono 4-5 giorni, insomma, di grande lavoro, con grande stress, con grande impegno e insomma nella maniera peggiore. A stento si trattengono le lacrime perché fino all'ultimo si è sperato. Il corpo di Walter Locatello, vigile del fuoco di 44 anni, originario di Puos dal Pago, è stato localizzato e recuperato nel primo pomeriggio nelle acque del lago di Santa Croce. Lì è stato trascinato dalla forza dell'acqua del canale Riu, dove giovedì sera era scivolato mentre stava controllando gli effetti dell'allagamento nella zona poco distante dal cimitero di Puos. L'abbiamo individuato più o meno verso le 12:30. 12:20, 12:30 abbiamo dato la notizia al comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno e poi di conseguenza abbiamo gestito tutte le operazioni per il recupero e per consegnare la salma alle autorità competenti. Grazie ai somozzatori che sono venuti da Venezia, da Vicenza, da Roma. Lo abbiamo individuato a questa distanza grazie a degli strumenti che ci permettono di scandagliare il fondale. Si smobilita dopo quasi 4 giorni di ricerche senza sosta i vigili del fuoco con i loro nuclei specializzati, il soccorso alpino, stanno riponendo mezzi e attrezzature per lasciare il campo base qui sulla spiaggia del lago di Santa Croce, poco distante da qui alla foce del canale che è stato recuperato il corpo di Walter Locatello. La famiglia l'abbiamo incontrata sia in questa circostanza, ma ovviamente durante tutto il periodo siamo stati in contatto con loro, li abbiamo supportati e sono stati supportati anche degli psicologi che sono stati messi a disposizione dalla Regione Veneto. Walter Locatello era sposato con Sibyl Genoria, che lo scorso agosto lo aveva fatto diventare papà di Martino. Alla famiglia si è stretto il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, corpo di cui faceva parte da più di 10 anni. Lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità di Puos dal Pago, il commento dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin, e a lui si è unito il presidente della Regione Veneto. Abbiamo sperato fino all'ultimo che questa tragedia non venisse confermata, anche se la situazione da subito è parsa disperata, ha detto Luca Zaia. In cerchio, sulla spiaggia che è diventata il campo base per le ricerche disperate, i vigili del fuoco si sono stretti assieme al comandante del Gallo per una preghiera, mentre già si pensa a ricordare Walter Locatello per onorarne la memoria. Sono tante le idee che abbiamo per ricordare la figura di Walter, in particolare stavamo pensando di legare il suo ricordo alle varie manifestazioni che facciamo con tutti i bambini, perché lui era particolarmente legato ai bambini e quindi sicuramente un'iniziativa che faremo sarà quella, ecco, di coinvolgere le scolaresche nel suo ricordo. In chiusura, la clamorosa aurora boreale apparsa ieri sulle montagne del Veneto, corsa al massiccio del Grappa per una foto storica. C'è chi parte dal Veneto per andare ad ammirare la magica aurora boreale nei paesi del nord Europa, fra renne e paesaggi innevati. E poi c'è chi deve solamente affacciarsi alla finestra o andare in terrazza in maniche di camicia per rimanere ammaliato da questo rarissimo fenomeno. Rarissimo alle nostre latitudini, ma l'aurora boreale ha dato spettacolo nel tardo pomeriggio di domenica, attirando l'attenzione di migliaia di veneti. Un affaccio particolarmente interessante l'hanno avuto quelli che si trovavano sul massiccio del Grappa al tramonto e che hanno potuto godere di questa straordinaria opportunità. Il web è stato subito invaso dalle foto dell'aurora vista dal Grappa e dal Trevigiano, ma molti l'hanno osservata anche dall'altopiano dei 7 comuni e c'è chi è riuscito a fotografarla addirittura dalla pianura.
Chi era dotato di apparecchiature fotografiche importanti ha portato a casa immagini spettacolari, ma anche chi si è arrangiato con lo smartphone ha immortalato una situazione decisamente anomala per il Veneto. Molti di questi scatti sono finiti sulla pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che fa da collettore per i fenomeni atmosferici e non solo che interessano il territorio, e si è innescata una vera corsa verso il massiccio per le ultime fotografie di rito, anche perché per un bel po', per vedere di nuovo l'aurora, bisognerà prendere l'aereo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo, previsioni per martedì 7 novembre. Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso con possibili foschie o nebbie in pianura nelle ore più fredde. Non sono previste precipitazioni, salvo locali piovaschi sulle zone montane nelle ore centrali della giornata. Temperature minime in rialzo comprese tra i 6 e gli 8 gradi, massime stazionarie tra i 13 e i 16 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana. Nel pomeriggio saranno possibili delle deboli piogge sparse sulle zone prealpine. Temperature minime comprese tra gli 8 e i 13 gradi, massime tra i 14 e i 18 gradi. Sul Trentino Alto Adige è previsto tempo variabile con possibilità di deboli piovaschi o debolissime nevicate oltre i 1600 metri. Temperature minime tra i -1 e i 4 gradi, massime tra i 10 e i 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.